Sono in arrivo questa sera 2 bambini provenienti da Gaza, li attendiamo in tarda serata, verranno valutati nel nostro pronto soccorso pediatrico e in base alle valutazioni che i clinici faranno verrà avviato il programma di presa in carico, quindi di diagnosi, cura e tutto quello che serve appunto per dare le risposte sanitarie ai loro bisogni. Anche l'azienda ospedale di Padova curerà piccoli in arrivo da Gaza. Lo conferma il direttore generale Giuseppe Dalben, che spiega che questi non sono i primi bimbi a cui la struttura sanitaria padovana presta aiuto. Negli ultimi mesi ne abbiamo seguiti 4 di questi bambini, 3 sono ancora in carico all'azienda ospedaliera, 1 è stato dimesso. La presa in carico per 2 è ambulatoriale, per l'altro invece è in regime di ricovero. Quindi è un'attività di diagnosi e cura che l'azienda ospedaliera sta facendo da mesi per questi bimbi in base alle necessità che ci vengono presentate. Principalmente presentavano traumi associati ad ustioni, ma non solo questo. Poi ci sono dei casi in cui ci viene appunto richiesto anche un percorso di cura in ambito internistico, parlo per esempio dal punto di vista oncoematologico ad esempio, no? Per cui appunto il nostro ospedale è pronto ad affrontare, come ben sapete, qualsiasi problematica.